Scatman's World. Pro Cycling Manager 2013, quarta tappa della Parigi-Nice, ragazzi. Questa è una tappa di collina, ragazzi, dobbiamo assolutamente vincere. Betancourt, favorito del giorno numero 1, ragazzi. La scalata. Allora, adesso ci mettiamo il buon Coppel a tirare. Ok, qua abbiamo Betancourt e Rui Costa, che diciamo, Betancourt è il leader chiaramente, ma Rui Costino. Bravo Coppel, ok Jerome. Bravo Jerome, fai il tuo lavoro Jerome. Allora abbiamo Rui Costa a 0 e Betancourt a 0, quindi insomma non proprio in una forma strepitosa, però va bene. Adesso posso provare con Rui Costa, voglio provare l'attacco a sorpresa, perché Rui Costa è un libero. Prova Contador, attenzione, prova il Conta. Dai, buttiamo avanti Rui Costa, aspettiamo un attimo. Tanto mettiamo Boasson-Hagen a tirare. Betancourt, portiamolo un po' più avanti. Anton, attenzione. Qua c'è Jerome Coppel. Forse attenzione con Betancourt, forse ho fatto il cappellone. Dai Betan, vola. Ok, allora qua un attimo ragazzi, ora Coppel non deve più tirare chiaramente. Poi abbiamo Rui Costa lo stesso. Ok. E aspettiamo il Beta, che comunque è abbastanza vicino. Cazzo, non scattate subito per favore, c'è anche il Contador. E now. Vai Beta. Forse è stato un po' lento col Betancourt. Eccolo qua. Ok. C'è anche Boasson-Hagen. Alla fine il gruppo è tornato, porca miseria. Proviamo con Boasson e Hagen. Mancano 5 km, ragazzi. Ho provato, ragazzi, ho provato in discesa, ma alla fine il gruppo ha recuperato. Vabbè. Proviamo con Boasson-Hagen, che vedo che ha gamba, più 3. Proviamo la vittoria di tappa. Anche se la vedo un po' dura. Però proviamoci. Dai Boasson, Boasson intanto deve scattare. Attenzione che Boasson può fare il miracolo. Attenzione. Facciamo fare lo scattino però qua a sti stronzoni qua, perché insomma manco scattiga da farmelo. Ok. Vai Boasson, portamela a casa in maniera beffarda, cazzo. Dai che sono stancati gli altri, Mari Boasson va a vincere. Manca 1,2 km. Dai il beffone norvegese. Vai di beffone norvegese. 900 metri, 800 metri, 700 metri. Vai Boasson-Hagen. L'eroe che non ti aspetti. E Christiansen, incredibile, non ci credo ragazzi. E Boasson-Hagen va a vincere la quarta tappa della Parigi-Nice. Grandissimo Boasson-Hagen. E Christiansen tenta il secondo posto. Christiansen ha peccato quarto, e poi tutti gli altri. Incredibile. Comunque Wilco de Welt nono, Christiansen quarto e Boasson-Hagen primo. Incredibile ragazzi, proprio non me l'aspettavo proprio. Ragazzi, maglia gialla per Edvald Boasson-Hagen. Incredibilmente è stata una bella mossa tenere il pallino a bomba con Boasson-Hagen. Ho visto più 3, però sinceramente non me l'aspettavo ragazzi, sono sincero. Proprio non me l'aspettavo. Vabbè, andiamo. Allora, vediamo classifica montagna. Igor Anton. Punti Boasson-Hagen. Giovani. Il polacco impronunciabile. Venezia Pro Team. Siamo ragazzi, Tirreno Adriatico, cronometro a squadre. Questa è meglio farla fare a il PC, perché veramente le cronometro a squadre sono bastarde. Allora vediamo chi dobbiamo portare. Allora Carusone, Finney, Thomas,
Nibalone. Comunque ragazzi, il livello di difficoltà è difficile, lo giuro, nel senso non è stato cambiato niente, solo che ragazzi il Comendone è un pro, c'è poco da fare. Il Comendone è il nuovo pro, portiamo gente valida, ok. Inciausti, allora, inciausti avete detto. Kittelone com'è? Beh, kit devo portare per le volate, ok. E dopo 2 scandali. Però devo far fare un po'... 2 di forma, no dai, teniamolo ancora a riposo. Poi portiamo... Guardini è un coglione e Zazzaglia, ok ragazzi, quindi la prima vai di computer, una bella squadra ragazzi, anche per la Tirreno Adriatico, speriamo bene. Cronome, mettiamo una bella da cronometro, cazzo, ma non avevo comprato la bella cronometro, no, sono così coglione. No, non ho preso un cazzo per la cronometro, bene, sono quelle cose della vita che mi esaltano. Molto bene. Mettiamo questa qua e i caschetti da Cronos, vabbè insomma, no, simulazione rapida, ragazzi, leader Nibali, Chito velocista libero, Caruso libero, Inciausti, Gardini, anche lui libero, non esiste gregario, e anche lui, abbiamo pochi gregari, diciamo 2, va bene dai, simulazione rapida. Ti prego, non arriviamo ultimi, cazzo, che le cronometre a squadra sono pericolose. Eccola là. Beh dai, 44 secondi. Zazzaglione prima, Zazzaglione me lo godo. Ha vinto che Radio Shack Leopard. Vediamo chi c'è di forte. Beh, Cavendish può rompere tanto i coglioni per le volate. Per la montagna. No, forse beh, Ricky ci porta. Beh, sono abbastanza tranquillo. Secondo me possiamo vincerla questa. Possiamo vincerla. Ok, buono. E adesso vai ancora di Parigi-Nizza. Collina, ragazzi. Ancora collina. Un grande vittoria di tappa con Bonasso Hagen. Porca miseria, che godimento. Ok, questa è tappa, attenzione, questa è una tappa nervosissima. Tibu, mamma mia. Questa è dura, ragazzi. Qua infatti mettiamo anche i caschetti. Montagna. Ok. Vediamo i favoriti del giorno. Tutti in forma. Tutti messi bene, dai. Ok. Allora, vediamo. Betancourt sicuro. Beta e Contador, secondo me, in questa. Comunque la Venezia Protein sta dominando, cazzo. Betancourt. Costa. E Boasson-Hagen è arrivato. Ragazzi, con veramente la difficoltà difficile, non ho mai fatto questi risultati. Certo, è una squadra veramente forte, ragazzi, perché di solito non metto una squadra così forte, ma... Però in realtà, insomma, comunque non ho preso Contador. Ho fatto 25 km. Ho provato un attacco al chilometro 50 con Rui Costa perché non era tanto in forma e purtroppo è andato male. Adesso siamo con Betancourt e Boasson-Hagen a più 5, ragazzi. È chiaro che c'è una tappa di montagna, però io non me la sento di... insomma, Boasson-Hagen non mi può fare gregare in questa tappa perché possiamo fare un doppio risultato incredibile. Quindi sinceramente io poi sono un attaccante, ragazzi, e voglio provare ad attaccare con tutti e due, non mi interessa niente, cioè. Sono 25 km. Ecco, Rui Costa intanto mi può fare questo lavoro qua, anche se ho perso un po' di energie purtroppo, però ho tentato in discesa un attacco, ma è andato male, ragazzi. Beh, sono ancora qua, dai, che sono ancora qua, sono ancora tutti impiantati, dai. Pendenza del 13%, ragazzi. Abbiamo Boasson-Hagen e Betancourt che possono tentare veramente l'impresa. Voglio il doppiettone, ragazzi. Veramente mai visto una squadra così in forma. Finora ho fatto veramente tutti i stage nel momento giusto, ragazzi. Questa è una bella cosa. Niente di Costa non ne ha più, purtroppo. Attenzione, parte Antone Contador. Parte Antone Contador. Aspettiamo un attimo. Sono partiti però. Sono partiti. Però siamo anche in discesa, io aspetterei un attimo. Aspettiamo il momento giusto, ragazzi. Non voglio essere troppo precipitoso, perché c'è un'ultima scalata che può essere pesante. Abbiamo 29 secondi di ritardo dal gruppo. Vediamo. Dal gruppetto Contador. Vabbè, sì, abbiamo un minuto in realtà. Vai. Bisogna cominciare però un attimo, perché sennò qua perdiamo troppo tempo. Eccoli qua che se ne vanno. Eccoli qua che se ne vanno. Dai, ragazzi.
Vai ragazzi, proviamo. Boston Hagen ne ha più di Betancourt, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Dai Edval, bravo Edval. So che sarà dura in montagna, cazzo. Niente, stesso errore ragazzi, il gruppo. E dai Betancourt, prova te allora. Porca miseria, potevo aspettare, ho troppa fretta ragazzi che sono inesperienze, fioi. Purtroppo Betancourt è un po' più avanti, vai Beta. Sanchez, Contador, il gruppo mi sembra un po' più esaltato, il gruppo di testa. Vai Boasson, tentala adesso. Dai Boasson Hagen, dai. Qua Contador e Sanchez se ne stanno andando, però è ufficiale, sì. Betancourt sta tentando un recupero, ma la vedo molto molto dura ragazzi. Contador e Sanchez hanno un bel vantaggio. Porca mignotta. Dai Beta. Boasson Hagen in difficoltà. Boasson Hagen pure con un più 5 non me l'aspettavo proprio, cazzo. Dai Betancourt e Schleck insieme, dai cazzo. Siamo abbastanza vicini comunque, dai, non sono troppo lontani come secondi. Bravo Betancourt, il beta c'è adesso, dai che il beta c'è. Dai Betancourt, viene fuori la distanza Betancourt. Ci sono Visciò, Sanchez e Contador che sono però a 29 secondi, 24, sta recuperando Betancourt. 23, dai che bisogna rosicchiare minuti, secondi almeno. Dai che sono vicini, 19. Vai, scattino di Boasson Hagen. Christensen chiaramente indietro, l'ho sentito molto questa tappa. Anche lui Costa, purtroppo. Ok, adesso può fare quindi tranquillamente. Betancourt, niente da fare, va a vincere Samuel Sanchez, Contador secondo. E il buon Beta probabilmente quarto. A 24 secondi, no, 30 secondi, non è proprio una grandissima cosa, però. Ragazzi, purtroppo mi sono fatto ingolosire da quel più 5 di Boasson Hagen, devo usare meglio i gregari, cazzo, cioè comunque, cioè il leader è uno Cavendish chiaramente favorito, Kittel, ok, il grande Kittel comunque anche lui, e porca miseria, cioè. Purtroppo ho fatto una cagata, questi secondi in Parigi-Nizza li posso veramente, come si dice, subire. Sinceramente è stata una cazzata. Ho tentato di attaccare tutti e due, alla fine troppo presto, è andata male. Comunque siamo nella Tirreno Adriatico, questo bisogna vincere ragazzi, perché l'obiettivo della squadra San Vincenzo Indicatori. Ragazzi, mancano 13 km e vai di trenino, speriamo bene. Nibali, comincia Nibali, per poco chiaramente non deve stancarsi troppo, però ha bisogno anche di Nibalone. Ok, Thomas, Finney, Guardini e Kittel. Ok, Nibalone, fai il tuo lavoro per un po', non troppo chiaramente perché non mi devi morire. Abbiamo Kittel a più 3 ragazzi, però c'è Marcone e Cavendish chiaramente che... Ok, allora fuori dai coglioni Nibali, non puoi stancarti, non esiste. Ok. Allora, adesso c'è Thomas. Vai Thomas, tocca a te. E Thomas deve fare un buon lavoro. Dai che 76 in pianura. Dobbiamo stare molto attenti a Marcone e Cavendish ragazzi, perché Cavendish è cattivo, C'è ancora beh, ce ne sono 3 davanti, ma questi qua ormai sono andati, cioè non esiste, non voglio neanche pensare alla cagata. Vai Thomas. Finché puoi Thomas. 6 km e 5. La tensione sale, dov'è Cavendish? Dov'è Marchetto Cavendish? È ancora indietro Cavendish. 5 km. Sta facendo un buon lavoro Thomas, un grande lavoro di Thomas ragazzi, grandissimo lavoro di Thomas che è stato veramente fenomenale. E adesso tocca a Finney. Dai Finney, adesso è il tuo turno. Finney per Guardini e soprattutto Kittel. Ecco Cavendish, messo bene Mark Cavendish. Porca mignotta. Messo molto bene Mark Cavendish. Adesso dobbiamo aspettare un attimo. Dai ragazzi. Ok, adesso può partire
Guardini, ma la vedo un po' dura sinceramente, perché il treno di Cavendish è stato come sempre strepitoso. Dai, aspettiamo un attimo con Kittel, aspettiamo un attimo con Kittel e agli uno andiamo, e andiamo per la volata. Cavendish, anche Apollonio è pericoloso, ma Cavendish sta volando. Cavendish vola, Mark Cavendish. Kittel, prova la bozzo Kittel, ma Cavendish è troppo forte, ragazzi. Cavendish troppo forte. 1, 2, 3, forse arriviamo quarti con Kittel. Quarti con Kittel e noni con Guardini. Va bene ragazzi, dai che va bene. Super tappone alpino della Parigi-Nizza, questa chiaramente è fondamentale. E peccato per il quarto posto di Kittel, però dai, siamo sulla buona strada ragazzi. Oggi è difficile il gioco, non posso vincere sempre perché la difficoltà difficile è veramente tosta ragazzi. Adesso Chateau du Pape, la montagna dell'Ur, 172 km di passione. Parte anche Contador. Rui Costa qua deve farmi il lavoro Rui Costa però. Porca puttana, niente da fare, niente da fare. Niente da fare. No, forse ce la fa. Calma, ce la fa. Ce la fa. Bravo Rui Costa, avete ancora energie. Dai. Il Contador sembra più in forma assolutamente del beta. Attenzione, parte anche From, vai Rui Costa. Porca mignotta. Dai che Betancourt c'è, però il beta c'è. Il beta c'è ragazzi, il beta c'è. Grande lavoro di Rui Costa, porca puttana. Grande lavoro di Rui, parte Sanchez. È partito Sanchez. Non ce la fa più Rui Costa. E vai Beta, adesso è il tuo momento Betancourt, vai! Vai di gel Betancourt e proviamoci cazzo. Proviamoci a 8 km dall'arrivo, dai. Dai Betancourt. Dai vecchio mio. Non voglio neanche guardare dietro, porca puttana. Vai Betancourt, involati con il tuo 79 in montagna. Dai Betancourt. Dai tesoro, dai. Dai che forse il Contador è in difficoltà, forse il Conta è in difficoltà, dov'è il Conta? Dov'è il Conta? Il Conta è qua, il Conta è qua, speriamo bene, se il Conta non ha più attacchi ragazzi è una buona cosa. Però c'è Samuel Sanchez che è secondo ed è duro, Samuelone è duro. Attenzione, Samuel Sanchez se ne va, Betancourt dietro. Contador sembra un po' in ritardo. 5 km alla fine. Dai Betancourt che possiamo recuperare tanti secondi, però qua... Dai cazzo, dai colombiano. Purtroppo il problema di Betancourt è la cronometro che fa veramente cagare. Dai fioi, dai. Niente, Sanchez però se ne va. Incredibile Samuel Sanchez, ragazzi. Indescrivibile Samuelone. Indescrivibile Samuelone. 3 km. 3 km all'arrivo. Contador tenta un recupero. Intanto Sanchez va a vincere quasi certamente la tappa comunque. Ma Betancourt è secondo, i tifosi sono in festa. Alberto Contador prova l'attacco adesso, incredibile Albertino Contador, mamma mia, sarà dura con Albertino, fioi. Niente, questa Parigi-Nizza secondo me va o a Sanchez o ad Albertino. E va a vincere intanto ormai Samuel Sanchez, è a 1 chilometro, attenzione Contador, tenta il recupero finale, Betancourt almeno il podio, dai cazzo, almeno il podio. Attenzione c'è però, ma no. Niente da fare, perdo anche il podio, cazzo, che sfiga. Prova ad attaccare anche From, Clauden e De Gent. Betancourt rischia tantissimo, rischia anche il quarto posto, forse la From, no, quarto posto, peccato però. Ricapitoliamo per la Parigi-Nizza dopo 6 tappe. Allora, primo Sanchez, Betancourt è a 2 minuti e 22 e quarto, la vedo molto dura. Adesso cerchiamo di arrivare almeno terzi, cazzo. Poi vabbè, montagna, sinceramente, guardiamo, dai, però. Sanchez. Punti. Sanchez. Giovani, il grande Betancourt, questa è una bella cosa. E squadra siamo terzi. Ok, adesso andiamo con la Tirreno Adriatico. E poi chiudiamo qua questo video. Vabbè, dai, quarti, Parigi-Nizza quarti, allora. Cosa aspettano? Non ho visto la tappa per velocisti, ok. Mancano 12 km, c'è Cancellara 1 minuto e 16. È un po' pericoloso 12 km dalla fine, speriamo bene. Dai,
Vai di trenino e speriamo bene. Vai Nibalotto. Thomas, arriva Thomas. Non arrivano neanche gli altri, però Finney, Guardini, vai Guardo e Kittel. Cavendish è andato in fuga, non so il perché, ragazzi. Ha fatto una mini fuga Cavendish insieme a altri 15 corridori. Adesso vediamo. Dai Nibalini, fai il tuo lavoro, che voglio vincere comunque anche le gare singole, voglio vincere tutto, non me ne frega un cazzo. Però cancellare a 1,12, ragazzi. So cazzi. So cazzi, ragazzi, è ufficiale. È ufficiale. La vedo molto molto dura, sinceramente. Recuperare, speriamo bene. Vai Thomas. Vai Thomas. Cazzo, Cancellara sta volando, cazzo, e non può lasciare Cancellara. Thomas già in difficoltà intanto. Già in difficoltà Thomas, purtroppo. Thomas in difficoltà, fuori dei coglioni. Allora vai con Finney, che anche lui è già in difficoltà. Porca puttana, ma che cazzo hanno? Momento difficile, ragazzi. Vai Finney. Vai Finney. Cancellare ci vanno a 5 secondi a 4 km. La vedo molto 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 dura. Impresa disperatas. 28 secondi, siamo là ragazzi. Io proverei adesso sinceramente, tanto non ho nulla da perdere. Finney e Kittel, peccato. Kittel a 3 più. Vai. Proviamo adesso la volata, almeno per un piazzamento d'onore. Vai Kittel. Vai Kittel. Vediamo, cancellare? No, forse non ce la fa cancellare. Anzi, sicuramente non ce la fa cancellare. Proviamo con Kittel. Dai Kittel, sei tu l'unica speranza. Kittel è in difficoltà. Dai, recupera adesso. Kittel. Ma che sposo. Cioè, Sagan, va a vincere Sagan. No, Cavendish forse. Va a vincere Sagan. Grandissimo Sagan. Secondo Cavendish di pochissimo. E il nostro Kittel stavolta più indietro. Va bene, ragazzi. Capita. Kittel settimo posto. Per bene. Allora, globale. Allora abbiamo Cancellara primo. Abbiamo Nibali a 47 secondi. E c'è il quarto posto di Kittel in una tappa. Quindi bene. E nella Parigi-Nizza invece vittoria di tappa con Boasson-Hagen, un quarto posto a 2,52. Buono raga, per questo video è tutto. Prossima sono tre gare della Parigi-Nizza, anzi 2 gare della Parigi-Nizza e 1, 2, 3, 4 della Tirreno Adriatico. Ragazzi, un saluto dal comandante veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.